concorso rivolto alle scuole con quali obiettivi? L'obiettivo primario è quello chiaramente di far passare il messaggio del Natale, e qui la risposta che abbiamo avuto è eccezionale. Oltre 60 scuole che hanno aderito a questa iniziativa ci fanno superare lo slancio delle polemiche di questi giorni: presepe sì, presepe no. Il presepe va fatto, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Fin da bambino lo facevamo, magari ci mettevamo il muschio, andavamo in giro per i campi. Oggi lo facciamo con il cartone, è un qualcosa di diverso che unisce anche quello che è la nostra missione, quella di recuperare i materiali, e i ragazzi vedo che sposano benissimo questa iniziativa, stanno recuperando il materiale, stanno facendo dei lavori veramente eccezionali. Complimenti alle nuove generazioni, molto spesso noi anche li critichiamo, però vediamo che se giustamente educati, se giustamente stimolati, rispondono veramente in maniera eccezionale. Un grazie non solo ai ragazzi, grazie alle scuole che hanno collaborato, grazie agli insegnanti e grazie ai genitori che portano avanti la nostra vera tradizione, che è anche quella del presepe. Il presepe non è solo religione, è storia e cultura, è anche religione e è giusto rispettarla. Savno, un consorzio virtuoso preso a modello da tutta Italia. Sì, sicuramente sì, qui siamo anche presuntuosi nel senso di dire che questo territorio è il più bravo. Io faccio parte di questo territorio, 440.000 abitanti, 44 sindaci, tutti bravissimi non solo nella raccolta differenziata ma nel sapere anche educare al rispetto dell'ambiente. I risultati si vedono, abbiamo le tariffe più basse d'Italia, abbiamo il recupero migliore del materiale in tutta Italia, siamo un esempio e stiamo facendo anche delle cose che vengono copiate dagli altri. Chiaramente quando siamo copiati significa che siamo anche discretamente bravi. L'ultima iniziativa è quella sul biometano, che lo produciamo dai nostri rifiuti, e Savno, tra le economie che riesce a fare nella gestione del suo bilancio, è riuscita quest'anno anche a comprare per i comuni che chiaramente a seguito della crisi erano un po' in difficoltà, una macchina a metano per ogni comune. Il 2018 per Savno è stato un anno eccezionale. Ci spiega un po' il ciclo dei rifiuti nel vostro consorzio? Adesso siamo tutti quanti a porta super spinto, non pinto, perché cerchiamo di dividere quasi tutto. Fra i card e la raccolta con i camion direttamente raccogliamo tutto differenziato. Ecco, la cosa buona è che siamo passati, il recupero porta quattrini. 3-4 anni fa incassavamo 900.000 euro di rifiuti riciclati, adesso siamo arrivati a sopra 3 milioni di euro, è quasi il 10% del nostro fatturato che recuperiamo, e questo è già un buon segno, insomma, perché materiale che viene portato al riciclo, al riuso e a tutto quanto. Un risultato eccezionale che è anche il frutto di un'educazione che parte fin dalle scuole. Certo, dalle scuole. Noi abbiamo 4 funzionari più 7-8 tecnici che vanno tutti i giorni nelle scuole a insegnare ai ragazzini. Parliamo alle scuole dell'infanzia fino alla scuola all'università degli anziani, e questi spiegano. Devo dire che i risultati sono ottimi, perché i bambini sono molto più sensibili a questo problema dell'ambiente, toccano con mano quello che si può fare e capiscono, e penso che incidano anche nelle famiglie. Il concorso Decora il Natale è nato 8 anni fa, un po' per scherzo. Abbiamo consegnato a tutte le scuole del bacino Sinistra Piave, dall'infanzia alle scuole superiori, una sagoma di cartone neutro, cartone riciclato, proprio per dimostrare ai ragazzi che la carta, se differenziata in maniera corretta, può diventare una grande risorsa. In questo caso diventa una sagoma di un presepe che rappresenta poi la tradizione veneta, quindi della Sacra Famiglia. I ragazzi poi lo devono decorare utilizzando preferibilmente materiali di riciclo, e quindi poi aderiscono con questo ad un concorso che è legato al voto che viene dato dal pubblico, ma anche da un voto dato da una giuria di esperti, architetti, insegnanti di educazione tecnica e artisti del riciclo. È interessante anche capire la location che abbiamo scelto per allestire questa mostra, ovvero Casa Fenzi, la casa di riposo di Conegliano perché è un po' il comune centrale dei 44 serviti dall'azienda Savno, e abbiamo scelto una casa di riposo per unire un po' le due generazioni, la generazione dei bambini con la generazione dei meno giovani. Oltre al tema del riciclo è interessante osservare come i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso abbiano così voluto trasmettere anche dei messaggi
C'è chi ha rievocato le paure della piena del fiume Piave, c'è chi invece si è soffermato sul simbolo della luce di Cristo, c'è chi invece ha rievocato la Grande Guerra. Quindi diciamo che oltre al messaggio dell'ecologia, del riciclo, poi quello che è bello di questo concorso è che ci sono altri messaggi che vanno appunto al di là della semplice creatività e lavorazione dei materiali.